disposizione per qualsiasi domanda che i giornalisti ci vogliono fare o i cittadini ci vogliono fare. A chi il primo? Guarda me. Tra l'altro non mi avete neanche invitato, io non so, per gli altri non sono giornalisti, dovevo già predetto il mio articolo. Comunque io ringrazio un consigliere che mi ha avvisato. Lo ringrazio anch'io. Io vorrei un commento, visto che io rientro nella categoria dei cittadini, non dei giornalisti. Se io sono un cittadino e leggo la lettera di dimissioni dell'assessore Drigo, in cui dice che lei si dimette per esigenza di una politica seria, leggo testualmente, che vuole esserci sulla qualità dei cambiamenti in atto, non attaccata agli incarichi. Ora io me la rivedo qua di nuovo a svolgere il ruolo di assessore. Cos'è? Politica non seria o attaccamento alla sedia? Non te lo risponderò. Allora, il discorso del sindaco è stato lungo e credo che abbia spiegato in maniera abbastanza chiara qual è stato il percorso che abbiamo seguito in questi ultimi mesi, ma che è partito 1 anno e mezzo fa. Le mie dimissioni erano un gesto simbolico per far capire che non era solo una questione di età o di competenze o di rapporti tra le persone. Tutti sanno benissimo qual è il mio rapporto con il sindaco e qual è stato il mio rapporto con tutta la giunta. Per cui le mie dimissioni erano un gesto simbolico per far capire che noi stavamo credendo veramente nel percorso che avevamo messo in piedi 1 anno e mezzo fa. Chiaro? Rientrare in giunta, accettare nuovamente la nomina ad assessore è un altro gesto per far capire che quello che abbiamo fatto fino adesso, comunque in quello che abbiamo fatto fino adesso, ci abbiamo creduto e quindi mi riprendo l'impegno di concludere le cose che ho iniziato e che sono ancora in piedi e che devono essere concluse. Ma a questo punto non era meglio non dare le dimissioni come non hanno fatto 2 assessori, invece di do le dimissioni e poi invece rientro dentro? Ogni assessore gestisce la cosa nel modo in cui la sente di più. Io volevo far capire chiaramente al sindaco che lui doveva sentirsi libero di muoversi e di lavorare con la squadra nel miglior modo possibile. E quindi ho fatto un passo indietro cercando di far capire che ero disposta a fare qualsiasi cosa, anche a lasciare l'incarico di assessore. Mi pare esauriente. Io poi mi sono fermato, guardate, io ho consigliato poi tutti gli altri, proprio per le cose che ho detto prima, qui c'era Ivo, c'erano Villotta, c'erano gli altri assessori, se ci fosse stata la 4ª dimissione, e io ho chiesto di tutte, ci sarebbe stata una pausa perché cade la giunta con la maggioranza dei dimissionari. Quindi ho invitato gli altri, perché tutti hanno dato rimesso al sindaco originariamente le deleghe. Però quelle che le hanno poi almeno pubblicate sul Lago Pretorio, io ho visto quella di Mossanuto. Tutti hanno dato la disponibilità. Sì, però Tutti hanno dato la disponibilità. Nel momento in cui stavano dandole, a un certo momento, per non interrompere l'operatività della giunta, perché se ci fosse stata un'altra dimissione, la giunta non avrebbe preso il numero legale, quindi non poteva operare, l'ho detto prima, segnale, disponibilità, apertura, poi abbiamo fermato perché altrimenti avremmo interrotto e siccome siamo a fine anno e non sapevamo come raggiungevamo i tempi per la chiusura del lavoro che stavamo facendo, l'abbiamo chiuso ieri sera, ma se per caso abbiamo spostato il consiglio di 3 giorni, normalmente lo facciamo il 17 il consiglio, abbiamo spostato il 20, perché ci potevano essere delle situazioni di maggior approfondimento, di analisi, e a fine anno ci sono, stamattina avevo detto, abbiamo fatto giunta, abbiamo fatto 20 deliberazioni, perché abbiamo degli impegni molto forti, quindi ci siamo fermati, ho chiesto di fermarsi perché sennò evidentemente correvamo il rischio di non prendere delle decisioni con danni alla città. Credo di essere stato anche in questo caso sufficientemente chiaro. posso un'altra domanda? Volevo sapere, se non sono indiscreto, se il nuovo assessore alla cultura ha la tessera del PD. Sì. Quindi possiamo dire che anche dal punto di vista politico i tasselli rientrano, perché Mossanuto era del Partito Democratico. Io non sono abituato, forse non ci capiamo. Non mi spieghi perché allora?
Non capisco io. No, forse non ci capiamo. Ho detto prima che ho consultato la società civile. Se volete vi faccio i nomi, ma è rispettoso rispetto, no, è chiaro che è un intercalare, Gigi, No. è un intercalare. Ma vi garantisco che prima di prendere una decisione ho consultato personalità importanti di Portogruaro, del mondo della cultura, del mondo dello sport, del mondo della scuola, persone che oggi sono impegnate in maniera molto seria, molto forte per Portogruaro, dove il sottoscritto ha ricercato la disponibilità e su un numero importante di 10-12 persone alla fine mi sono permesso di scegliere quello che più corrispondeva in questo momento rispetto alle persone che avevano dato la disponibilità, quelle che in questo momento erano più aderenti al progetto politico e agli obiettivi che noi ci siamo dati per la rivisitazione, riaggiornamento a metà mandato. Senza fare il nome di queste persone, lei può dirmi magari se costoro appartengono ad una determinata area politica o a una cosa trasversale? Trasversale. Quindi sia centro che destra. Non c'era, quelli che ho contattato prima, non c'è nessuno iscritto alla politica, nessun iscritto di partito. C'è gente, sono insegnanti, universitari, gente che fa associazionismo scolastico, sportivo, gente che ha degli hobby straordinari nel campo del cinema, nel campo della musica, nel campo della cultura. Gente che non ha nulla a che fare con gli iscritti, la politica tradizionale. Poi è chiaro, l'ho detto anche questo prima per maggior chiarezza, che molti non hanno potuto accettare, ma hanno dato la disponibilità. È probabile che alla convention saranno presenti, così dimostreranno che vogliono stare vicini a questa maggioranza, e sono gente che è impegnata in attività rivolta a cittadini, ad altri, che quotidianamente lavorano per aiutare gli altri nel mondo che vi ho detto fino adesso. Quindi lei nega qualsiasi contatto con esponenti, anche consiglieri dell'opposizione? Assolutamente. Io posso solo confermare che avevo persone che sono consiglieri comunali che per n motivi di lavoro, di impegno, di roba, vuol dire, hanno detto non hanno ancora il tempo necessario per fare questo, ma fuori dalla maggioranza io non ho guardato minimamente se salvo Rambusto. Quindi c'è stato assolutamente no, assolutamente no, noi non siamo abituati a guardare dall'altra parte. Scusa io. Volevo chiedere due cose. La prima è: non era più logico fare prima la convention per rivedere i programmi e poi sulla base dei nuovi programmi costruire la nuova giunta? E la seconda domanda è questa: nel comunicato specificato proprio uno degli obiettivi è quello di fare nel prossimo periodo di portare ad un sociale dirette, no? Quello che si è detto prima, non solo supporto dei singoli, ma questa è una critica indiretta all'operato dell'assessore Marsomutto o non c'entra nulla? Allora, nessuna critica, ho già detto prima, ho detto che la Giunta ha lavorato per quanto è possibile rispetto alle caratteristiche delle persone, ha lavorato bene. Non è questo il problema, perché altrimenti voglio dire, non si capirebbe questo sforzo che noi stiamo facendo per essere diversi dagli altri, tentare di introdurre elementi di novità rispetto a un giudizio che i nostri cittadini danno rispetto alla politica. Quando dico sociale di rete non mi riferisco sicuramente a giudizi verso nessuno, dico che oggi, a differenza del passato, bisogna che usciamo dagli schemi come posso dire, di affrontare i problemi sociali attraverso categorie o situazioni, bambini, giovani, anziani. Oggi il problema è la famiglia, in questo senso voglio dire, non in altri sensi. Per quanto riguarda la domanda,
quello è differito, non era meglio prima fare i programmi e poi... Allora, è probabile, noi abbiamo messo in campo queste cose, poi dopo chi arriva prima e le cose che maturano prima con il miglior risultato possibile, il problema è che uno anticipi l'altra. Per spiegarmi, la giunta regionale del Veneto, rispetto alla programmazione ospedaliera, ha detto prima bisogna fare le schede, poi facciamo i direttori generali. Poi ha detto prima bisogna fare i direttori generali, poi facciamo le schede. Poi ha detto no, le schede non le facciamo perché ci sono le elezioni, le schede le facciamo dopo le elezioni. Allora noi ci siamo dati un obiettivo, però siccome abbiamo sufficientemente chiaro quali sono le 4, 5, 6 cose che noi vogliamo portare avanti, abbiamo anticipato senza correre il rischio di sbagliare. Prima quando ho presentato gli assessori li ho presentati in rapporto alle nuove esigenze. Non c'è nulla da inventare, c'è da semplificare e di selezionare, non c'è da inventare, non c'è da fare cose nuove. Quindi il programma è quello, sappiamo quali sono le risorse, bisognava mettere le persone e trovare le persone che tengano anche conto le priorità, anche le priorità le conosciamo. Se in questo il sindaco aveva innovazione, lavoro, sviluppo, tutte le cose che ho detto prima, è chiaro che io dovevo sbloccare questa stagione perché non riuscivo a seguirle tutte io. Mi sono tenuto il bilancio perché il bilancio, le risorse finanziarie vanno distribuite da parte del sindaco, voglio dire, nelle relazioni con gli assessori. Se noi abbiamo il patto di infrastrutture, è una cosa importante, non è che non possiamo impedire di bloccarla. La RSA è un'altra cosa che conosciamo già, ma stiamo lavorando sulla modifica dei programmi, poi ci vorrà il coinvolgimento, tutto quello che ci va dietro. Quindi noi avevamo un percorso, si è risolto prima rispetto al temporaneo una riorganizzazione e una riorganizzazione della giunta e delle deleghe e stiamo andando avanti perché non vogliamo far perdere, voglio dire, tempo e anche vuoti rispetto all'operatività della giunta del Consiglio. Non so se sono stato... Sì, quindi c'è la convention di gennaio, lavorerà su uno schema in qualche modo già costruito. Che potrebbe essere quell'occasione anche forse un po' modificato, non è che è un pacchetto rigido, non c'è niente di rigido, insomma.